La gente è brava a parlare, sta sempre parlando, lo fa costantemente. La gente è brava a dare giudizi, a giudicare la vita degli altri. Ma non Gianni, no, Gianni è differente, è come se lo è. Gianni non vuole apparire come le altre persone, a lui non interessa, Gianni resta zitto e procede. In questo mondo tutti quanti parlano un sacco, eccetto il povero Gianni che è sempre indaffarato. Una bambina di 2 anni, la compagna l'ha lasciato, ma nonostante questo non è mica disperato. La mattina fa il cuoco, la notte fa l'autista, è un uomo giudizioso. Gianni non rischia, ci tiene alla pelle, ama la sua famiglia, la sua vita è complicata, ma almeno non è finta. Mantiene i genitori, dà una mano al fratello che non ci sta di testa, purtroppo è depresso. Gianni lo incoraggia, gli dice vai avanti, per essere felici non servono i contanti. Questi giorni sono strani, Gianni lo sa, ma lui ci ride su, sa che tutto migliorerà. Gianni prosegue nel suo cammino, a differenza tua che sei un povero cretino. Gianni resta zitto, non gli piace parlare, odia gli sbruffoni e chi si sta a vantare. Gianni resta zitto ma non smette di sognare, Gianni spera nel domani e continua a faticare. Gianni resta zitto, non gli piace parlare, odia gli sbruffoni e chi si sta a vantare. Gianni resta zitto ma non smette di sognare, Gianni spera nel domani e continua a faticare. Gianni ama Renato Zero e sogna di conoscerlo, la stima che ha per lui è qualcosa di mastodontico. Vorrebbe andare a un suo concerto, dirgli sei un mito, sono spalle al muro ma non ho mai desistito. Essere capito a Gianni non importa, essere leale rappresenta la sua forza. Gianni si fa un mazzo, è sempre di corsa, con coraggio lotta, dialoga e si confronta. Gianni ascolta ogni suo amico, è sincero e fedele e non ha mai tradito. Nessun trofeo nella vita ha mai vinto, trovare la serenità è il suo unico obiettivo. Gianni non ha vizi, fa tanti sacrifici, fa tesoro delle delusioni e dei giorni grigi. Gianni torna a casa, abbraccia sua figlia, la giornata è finita, domani si ricomincia. Gianni resta zitto, non gli piace parlare, odia gli sbruffoni e chi si sta a vantare. Gianni resta zitto ma non smette di sognare, Gianni spera nel domani e continua a faticare. Gianni resta zitto, non gli piace parlare, odia gli sbruffoni e chi si sta a vantare. Gianni resta zitto ma non smette di sognare, Gianni spera nel domani e continua a faticare.